Ho chiesto al Ministro però che la soluzione deve essere trovata prima della nomina del Presidente della Repubblica, perché non vorremmo che poi cominciasse una fase di confusione, di instabilità governativa e quindi il famoso andrà tutto in canarina, francamente sarebbe una delusione difficile da accettare. Quindi le nostre fasce sono sempre pronte per fare un viaggio a Roma. Trovare una soluzione in tempi brevi per i fondi destinati alla rigenerazione urbana prima che politica e istituzioni si facciano prendere dalla frenesia del Quirinale. Questo l'appello del sindaco Mario Conte, presidente dell'ANCI regionale, al ministro Maria Stella Gelmini a Padova per lanciare le azioni del PNRR. Conte ha chiesto lo scorrimento della famigerata graduatoria che per il 93% ha visto premiati i comuni del sud e quantificato l'importo necessario per i municipi veneti. La graduatoria è pronta, c'è una parte finanziata, una parte esclusa. Per finanziare la parte esclusa, che è stata ammessa da un punto di vista tecnico, servono 900 milioni. Chiediamo soltanto però che le popolazioni, le comunità venete abbiano lo stesso trattamento di quelle del sud, che ci venga riconosciuto il nostro impegno e le nostre esigenze. Precise rassicurazioni sono arrivate da Gelmini, che però ha sottolineato come i criteri fossero stati condivisi con l'ANCI nazionale, ma al di là delle sottolineature c'è l'impegno. Ne ho parlato anche con il Ministro dell'Economia, con il Ministro D'Incà. Da parte del Governo c'è consapevolezza di questa preoccupazione, di questo problema, e è già stato approvato in finanziaria un emendamento per fare in modo che 2 miliardi residui di competenze regionali possano essere finalizzati anche alla rigenerazione urbana, anche al recupero di questi progetti. Gli strumenti finanziari dai quali attingere, assicura il Ministro, ci sono. Stiamo pensando ai residui della finanziaria piuttosto che a quel 20% di FSC che riguarda il centro-nord, per indirizzare queste risorse e poter dare un contributo concreto rispetto ai progetti della rigenerazione urbana che non sono stati ancora presi in considerazione.